Benvenuti, oggi è sabato 19 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:37. La luna si leva all'1:10 e cala alle 10:13. Oggi si celebra Santa Emma. Il nome Emma ha origine gotico-germanica e significa gentile, ma anche forte o potente. Il 19 aprile si celebra la giornata mondiale della biodanza, coincidente con il compleanno di Rolando Toro, il fondatore di questo sistema che unisce danza e benessere psicofisico. In tutto il mondo la biodanza viene onorata con eventi che riflettono la sua visione di vita, salute e comunità. Claudio Cecchetto celebra oggi i suoi 73 anni. Il suo percorso professionale lo ha visto pioniere nel mondo della radio con Radio Milano International e Radio Studio 105. È in televisione con Chewing Gum e Disco Ring. Ha condotto il Festival di Sanremo e lanciato hit come Gioca Giuè. La sua visione ha dato vita a Radio DJ e ha introdotto talenti come Giovanotti e Fiorello al grande pubblico. Edoardo Derme, noto come Calcutta, compie oggi 36 anni. Il suo singolo Cosa mi manchi a fare ha segnato l'inizio della sua fama nazionale, seguito da successi come Gaetano e Oroscopo. Con Evergreen e collaborazioni di rilievo come Se piovesse il tuo nome con Elisa, Calcutta ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale indie italiano. L'album Relax e il singolo 2 minuti hanno riscosso grandissimo successo, confermando il suo talento e la sua popolarità. Lilly Gruber, giornalista e scrittrice di grande esperienza, celebra oggi i suoi 68 anni. Ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni 80, lavorando per TGR, TG2 e TG1 e ricoprendo eventi storici come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq. Autrice di saggi e romanzi, nel 2004 ha intrapreso la carriera politica come parlamentare europea. Ha lasciato il Parlamento europeo per dedicarsi alla conduzione di 8 e mezzo sulla 7. Quando ci innamoriamo, il nostro corpo è un vero laboratorio chimico. Dopamina, adrenalina, serotonina si scatenano, provocando batticuore, euforia e perdita di appetito. Questo cocktail di neurotrasmettitori non solo ci fa sentire su di giri, ma può anche ridurre la nostra fame. L'innamoramento è quindi una potente miscela chimica di emozioni che ci fa vivere le famose farfalle nello stomaco. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna si oppone a Giove, creando ambizioni e facendo i capricci pure su un punto d'arrivo che, seppure non comune per tutti i 12, avrà sicuramente il suo anelito per ognuno dei segni zodiacali. Vediamo come. Ariete. Questa configurazione di Luna e di Giove a voi risulta favorevole, proprio perché adesso ambite a qualcosa di più. Ottima spinta per quello che riguarda il lavoro, ottima motivazione per quello che riguarda far chiarezza nei sentimenti. Toro. Le ambizioni planetarie dei pianeti per voi si riducono a una questione assolutamente pratica. Volete stare bene e volete avere un più largo respiro economico, forse per aggiustare qualcosa in casa o forse per partire per un progetto che riguarda la vostra logistica. Gemelli, la giornata di oggi vivete come uno dei due protagonisti della ruota zodiacale, proprio perché Giove, ospite nei vostri gradi, subisce l'attacco della Luna, una Luna che crea aspettative e che vuole un di più da voi rispetto al sociale in generale. Volete piacere di più, volete tornare di nuovo in pista e volete riprendere il vostro rapporto con il mondo. Cancro. La Luna, la vostra dea, oggi è in Sagittario, un segno zodiacale abbastanza distante da voi per mille motivi. Ecco, il fatto che si oppone a Giove crea in voi delle aspettative, delle distanze anche. Alcuni di voi per lavoro dovranno muoversi, viaggiare o rinunciare a qualche zona comfort importante.
Leone, una giornata oggi che prevede una stupenda luna di Trigono e un Giove amico, per cui in questa tensione tra Luna e Giove voi risultate assolutamente conformi al desiderio di ambizione che nutrite da bravi segni di fuoco, ma soprattutto da bravo segno solare che finalmente vuole ambire a qualcosa di importante. Oggi vi verrà comunicato che per raggiungere il vostro obiettivo dovrete effettuare dei passaggi, delle prove o degli esami. Vergine, una giornata oggi che vede sia Giove che la Luna un po' in tensione con voi, proprio perché volete muovere qualcosa di importante. Siete stanchi della solita routine e di subire anche lavorativamente ed economicamente, vorreste delle sicurezze maggiori. Bilancia, la giornata di oggi prevede un Giove in Trigono e una Luna in Sestile, che però vogliono assolutamente farvi fare sogni di gloria, vogliono farvi superare un momento un po' ambizioso e vogliono farvi puntare un po' tutto su tutta una serie di faccende che hanno a che fare con l'affermazione lavorativa e anche sentimentale. Molti di voi sentiranno il bisogno di mettere su famiglia. Scorpione, la Luna oggi assieme a Giove vi spingono a fare di più per migliorare la vostra condizione economica, per essere più indipendenti e per puntare su qualcosa che vi dia più agio e soprattutto per soddisfare una voglia di fuga di lontano che tanto vi appartiene. Sagittario, a proposito di fughe di lontano, siete insuperabili da questo punto di vista nello zodiaco assieme ai pesci. Proprio il vostro pianeta Giove oggi è messo in connessione con la Luna ospite nei vostri gradi in una dialettica di opposizione, quindi di grande tensione. Cosa rivolete indietro se non voi stessi? La vostra libertà e la vostra morbidezza. Il transito di Giove finirà tra qualche settimana, quindi pazientate un po' e vedrete che tutto andrà per il verso giusto, più vicini saremo all'estate. Capricorno, la Luna e il Giove di oggi sono assolutamente un po' un tarlo nella vostra mente, proprio perché il vostro desiderio di affermazione e di aspettative oggi tocca degli apici importanti. Ambiziosi come siete, soprattutto nel lavoro, proverete a valutare se è il caso di fare una mossa molto importante o no. Consigliatevi bene con un amico che abbia soprattutto una buona visione legale delle cose. Acquario, giornata oggi molto importante. Luna e Giove, nonostante siano in opposizione, sono amici ed per voi funzionano un po' come le ali di Icaro, quelle di cera che vi portano sì in alto lontano, ma attenzione a non esagerare. Tutto è dalla vostra parte. L'importante oggi sarà non esagerare né in amore né al lavoro né con i confronti con le persone che spesso vi irritano. Pesci, una giornata oggi molto importante. Luna e Giove sono in opposizione e quadrano entrambi al vostro segno zodiacale. Vorreste fare un di più, vorreste semplificare le cose, vorreste semplicemente che gli ostacoli del quotidiano fossero sbaragliati e basterebbe semplicemente semplificare i collaboratori, il personale o la mole di lavoro. Anche in famiglia una buona coordinazione è il vostro desiderio. Era una serata come tante altre, ma il 19 aprile 1987 sarebbe entrato nella storia della televisione. In quel giorno, durante il Tracey Ullman Show, un breve sketch animato ha dato vita a una famiglia che avrebbe conquistato il cuore di milioni di spettatori. I Simpson. Con il loro primo episodio intitolato Good Night, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie hanno fatto il loro debutto. I loro creatori, Matt Groening e il team della Fox, non avrebbero mai immaginato che quei personaggi, allora solo abbozzi grezzi, sarebbero diventati così famosi nel mondo. Da quel giorno i Simpson hanno fatto ridere, pensare e hanno persino previsto eventi futuri con le loro famose profezie. Il termine bugger, fondamentale nel volley, ha origini interessanti. Deriva dalla parola cecoslovacca che significa cucchiaio, proprio per il movimento simile a quello di un cucchiaio che raccoglie e solleva. La tecnica del bugger è nata dalla necessità e dall'ingegno. Si racconta che un giocatore cecoslovacco, impossibilitato a usare le mani per palleggiare a causa delle dita perse in guerra, inventò questo metodo per ricevere palle veloci, oltre i 100 km all'ora.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. In questa puntata vi presento la regina Cristina di Svezia, una donna che ha vissuto tutte le contraddizioni del suo tempo. Regina libertina e religiosa, Cristina rifiuta di continuare la propria dinastia per seguire le sue convinzioni. Nutrita di arte e filosofia, diventa mecenate di artisti e scienziati, guadagnandosi il titolo di una delle donne più colte del suo tempo. Nel suo letto accoglie senza distinzioni, affermando la sua libertà personale. La sua conversione al cattolicesimo e l'abdicazione in favore del cugino sono gesti che sconvolgono la sua nazione. La sua fuga da Stoccolma, travestita da uomo, la porta a Roma, dove si dedica alla botanica e all'alchimia, creando una corte di intellettuali e influenti personaggi dell'epoca. Ci salutiamo con la frase del giorno. Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, quindi, non è un atto ma un'abitudine. Siate disciplinati e seguite ogni giorno delle buone abitudini ed è così che riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi. Potreste ad esempio iniziare ogni giorno con una nuova puntata dell'Almanacco. A domani! Buona giornata dalla vostra Martina!